Bucchedo. Grazie Presidente, per annunciare il mio voto favorevole. È ora che la Regione Autonoma della Sardegna affronti il tema su come uscire da questa crisi, dando delle risposte assolutamente celeri e concrete al nodo del credito per le famiglie e le collettività e le imprese sarde, visto che la politica del credito gestita dalle banche che agiscono nel nostro territorio sono di competenza politica istituzionale e quindi di questo Consiglio. Questo è quello che quanto sancito praticamente dallo Statuto. Ben vengano tutti i disegni di legge a sostegno del credito, ma che siano operanti prima, al più presto possibile, e quindi prima che l'economia sarda defunga e in modo irreversibile. Ben vengano le commissioni di inchiesta su operati ed eventuali commissioni politica-finanza, purtroppo saltati ai disonori della cronaca in questi ultimi mesi. Ben venga l'accertamento di responsabilità di un sistema dei partiti che in modo indiscriminato è stato colluso col sistema delle banche e con le caste degli intoccabili. Ma dico pure che è fondamentale, urgentissimo, nelle pieghe delle attribuzioni statutarie prevedere delle soluzioni immediate per arrestare i sequestri bancari con l'attivazione di moratorie che permettono al nostro popolo di superare questo difficilissimo momento di crisi economica. Quindi tutto ciò in previsione della costituzione di una banca sarda reale per l'economia sarda sostenibile, quindi al fianco dei bisogni delle nostre famiglie, delle nostre imprese, delle nostre collettività e non al servizio di spartizioni e degli appetiti di partiti politici, chiunque essi siano, così come è stato sino ad oggi.